In diretta. Ci siamo? Ci siamo. Ci siamo ragazzi, vediamo se si collega qualcuno intanto. Ah, Comunque oggi fa caldo, siamo eh. caldo. Oggi abbiamo Federica è a casa, io avevo un giorno di permesso, quei giorni in cui anche i bancari devono stare a casa a Perché gratis. sono molto No, giornate di affaticati. solidarietà, giornate di solidarietà. Io oggi sono a casa e regalo le mie ore ai colleghi che vanno in pensione o che hanno bisogno di altre cose. Sì. Quindi oggi non sono pagato, oggi ho Madonna una mia. trattenuta sulla busta paga. Pensa. E Pensi che siamo non mangerai per il prossimo mese? Queste sono cretinate. Sarebbe una bella cosa, gli farebbe anche bene. Comunque, questo che volevo dirvi è Noi abbiamo approfittato appunto di una giornata in cui io sono a casa, in cui anche Carlo è a casa, infrasettimanale. per farci il giretto. Dove è abbiamo andato quell'altro? È laggiù. No, è laggiù, lo vedete là dietro, là sì. Beh, logicamente abbiamo con noi anche Non siamo al il mare, Non siamo al mare, c'è l'acqua. No, non siamo neanche C'è in l'acqua. montagna. Non siamo neanche in montagna. Siamo in un posto. Siamo in un posto vicino a Udine, 60 km, non è lontanissimo. Che adesso giriamo che così. Sì, attenta perché lì c'è l'acqua. Come vedete, qui dietro di noi è che non so come sia il colore. Forse Vediamo. non si vede. Si vede? Forse si vede, forse non si vede, non lo so, può darsi che si veda, speriamo che si possa vedere. Comunque siamo provincia di Pordenone. Ci troviamo esattamente a Polcenigo e siamo alle sorgenti del Gorgazzo. Qui è dove nasce più o meno il Livenza, ecco, siamo da quelle parti. Ragazzi qua dietro di noi c'è un pozzo, c'è una cavità naturale da dove sgorga l'acqua che scende o dal Monte Cavallo o dai monti qua vicino, e da qui esce l'acqua che va a finire qui. Ecco, forse no, vediamo. Sì, si vede. Ha un colore come gli occhi di Federica. Sì, in effetti stavo proprio giusto notando nelle fotografie che abbiamo fatto che ci siamo quasi. Ci siamo quasi sul suo colore. È un posto meraviglioso. Ragazzi, è un posto molto bello. Io tranquillo, non lo conoscevo. Bello. Io l'ho già visto tantissime volte. Non lo conoscevo, devo dire che è davvero particolare perché siamo proprio, vedete il buco qua, no? Lassù c'è la montagna. In realtà non è niente di che, perché ci siamo fermati a mangiare al ristorante. Anzi, se per caso capitate da queste parti, andate a mangiare dal ristorante da Genio. E qua prima del ponte laggiù in fondo. Sì, 100 metri. Direi molto carino. Buonissimo. Mangiato bene, un bellissimo posto. Bel posto sul fiume proprio, fresco, e poi, tranquillo. 100 metri da qua vi fate la camminatina. Infatti, e venite a vedere questo spettacolo della natura. Sì, che veramente io non conoscevo personalmente, l'ho sempre visto tramite fotografie, tramite cose, sentito parlare, ma guardate, continuate a vedere l'acqua lì dietro. Veramente è un colore incredibile. E lì c'è scritto la tabella qua che sono andati fino a meno 212 metri sotto qua nell'antro, nella grotta, gli speleologi. Qualcuno ci ha lasciato anche le penne. Questo qui è già entrato nell'acqua perché ovviamente doveva provare, ma l'acqua, ha detto quello del ristorante, c'ha 13 gradi. Esatto, 13 gradi. Ho messo la mano dentro e è rimasta lì indurita praticamente, congelata. Comunque è un posto meraviglioso e siamo sempre in Friuli. State a casa, non muovetevi, tutti questi casini. Ormai adesso lo state a casa, non serve più, e non serve andare a 2000 km per vedere queste meraviglie della natura. Abbiamo tante cose belle sia qua in Friuli, sia, come vi diciamo sempre noi, sia in Italia. Visitate le cose anche in Friuli, che ci sono dei borghi, che ci sono delle cose che ancora noi non conosciamo. Io questo ad esempio era un posto che non conoscevo. Adesso andiamo qui a 1 chilometro o meno, che vale la pena venire a vedere. C'è la sorgente che si detta della Santissima, che lì è dove nasce il Livenza. E lì ma della Santissima lì possiamo fare un... C'è una chiesa di solito è sempre chiusa, c'è una bella chiesa. Che è la chiesa della Santissima Trinità. Quando c'è bisogno di un miracolo, trovi sempre chiuso, porca miseria. Comunque, sempre chiuso, io vado lì, trovo chiuso. Comunque, qui siamo in un posto bellissimo. Venite in Friuli, visitate il Friuli. Visitatelo, soprattutto visitate il Friuli, perché abbiamo tanti bei posti. 17 connessi adesso, bene, cioè ottimo, nonostante sia una giornata lavorativa. Un ciao a tutti, un a presto e
Sì, andiamo in giro. La prossima volta vorremmo andare a vedere, perlomeno io vorrei andare a vedere le pozze smeraldine, che non sono distanti da qui, ma per oggi direi che basta. Insomma, facciamo il girettino lì al pomeriggio. Mi hanno detto essere molto bello. Belle. Quello è sempre in provincia di Pordenone, Val d'Arzino, Tramonti, sì, Val sì, Tramontina. Giusto, Val Tramontina. Ragazzi, Gorgazzo, dal Gorgazzo è tutto, venite la linea allo studio, venite a vederlo. Ciao! Ciao! Ah, aspetta, perché